mukbang versione montagna. Credo di essere da sola. Cos'è che fa rumore? Ah, la brioche. No, niente, ho il mio tè caldo qui. E niente, benvenuti in questo nuovo video che sarà cortissimo. Non lo so, potrebbe essere corto come potrebbe essere lungo. Ho sempre paura che scoppi, tipo. Ecco, un po' di tè caldo. Non si vede neanche che sta fumando. No. La mia intenzione di oggi era quella di andare su a Rifugio Auronzo. Il problema qual è stato? Che ho scelto di percorrere il sentiero e non la strada asfaltata. Purtroppo però il sentiero è percorribile fino a un certo punto e ho fatto un tratto abbastanza ghiacciato, con neve proprio ghiacciata completamente, ma era abbastanza percorribile. Poi sono arrivata in un punto che non mi sentivo più sicura e allora ho detto non andare avanti, torna indietro, perché se lì fossi caduta, ciao. E quindi non mi sono fidata. Probabilmente dopo quel tratto ghiacciato avrei trovato la strada libera, però non mi sono fidata. Il mio sesto senso ha detto di non andare e quindi sono tornata indietro e adesso sto scendendo di nuovo verso il casello. Il casello è dove si paga con la macchina, con la moto, con il bus, insomma, per salire alle tre cime. Ecco. Adesso però aspettate, perché mi viene la bronzatura strana, se no. Ah, è bollente! Insomma, ho detto mi fermo, faccio un mukbang. C'ho tanto di quel cibo che potrei sfamarmi fino a domani. Ma io pensavo di fare una gita lunga e sinceramente non so se andare per la strada asfaltata, quindi risalire, non credo, perché ho fatto tanta fatica anche solo a fare questo pezzo, perché ci sono tratti anche ripidi. Quindi un po' di allenamento alle gambe l'ho fatto oggi. Basta, direi di non esagerare. Non è la prima uscita, ma diciamo che è la prima uscita vera e propria, con zaino preparato proprio pieno di roba, giacche, maglie, cioè proprio lo zaino preparato. Però non mi fido andare oltre. Prima mi pareva di avere sentito, mi raccomando, le immondizie portatele a casa, perché non ha senso buttarle nella natura, nel bosco. Non vi pesano niente, cioè come le avete portate all'andata le riportate a casa al ritorno, cioè è normale, no? Cioè, secondo me funziona così ed è logico, però per tanti non è logico. Come buttano fuori le cose dal finestrino della macchina, ad esempio. Sono anche in tenuta da fit girl, mettiamola così. Niente da fare, non c'è verso che io riesca a fare una gita. Ho sbagliato io perché non mi sono informata su com'era il sentiero. Probabilmente con dei ramponcini l'avrei passato tranquillamente quel tratto, io non ce li ho, ma probabilmente l'avrei passato, però con dei ramponcini. Senza non è praticabile perché c'è il rischio di cadere. Alto rischio di cadere. E se si cade lì si va giù per un bel pezzo, si sbatte la testa, cioè no. Meglio non rischiare, ho solo 30 anni. Va ben tutto però. Magari qualche anno fa l'avrei fatto lo stesso, avrei tentato, ma non mi sono fidata. Io mi mangio la mia brioche senza latte, senza uova. Vabbè, il mio tentativo è fallito. O mi avvicino a casa e vado a fare una camminata lì vicino, visto che ho già lo zaino pronto, o vado a casa e vado a casa. Sono proprio da sola qua. C'è o qualcuno o qualcosa.
Boh, non vedo nessuno. Sì, c'è qualcuno che viene su. Sì, sto ancora facendo video col telefono, tranne un video che ho registrato con la fotocamera nuova, perché sto aspettando lo stabilizzatore, perché senza non è abbastanza stabilizzata di suo quella macchinetta, e quindi i video vengono mossissimi, cioè l'iPhone è molto più stabilizzato della macchina fotografica, ed è un telefono questo, cioè ecco, vi dico questo. Quindi niente, non ho intenzione di fare video finché perché ci ho provato, però è venuto uno schifo, e quindi non ho intenzione di fare video finché non mi arriva lo stabilizzatore, cioè la prossima settimana. Comunque sono passate 2 persone, 2 ragazzi, erano una coppia, e non ho detto niente io, ma non so se riusciranno ad andare avanti. Avevano delle scarpine, erano quelle della Saleva, quelle che sono adatte anche per fare un po' di arrampicata. Non so se avete presente, sono adatte sia al trekking che se si trovano pareti rocciose, cose del genere, insomma, e ferrate, ecco. Vabbè, io con le mie non mi sono fidata. Comunque prima avevo trovato un segnasentiero, no, il cartello, diciamo, col numero del sentiero, e mi pareva ci fosse scritto 101, ma non ho mai saputo il numero di questo sentiero. Dovrebbe essere il 101. È molto bello, d'estate è anche molto bello, soprattutto d'estate. Ve lo consiglio, se volete fare la salita alle 3 cime a Rifugio Auronzo, vi consiglio di farlo la mattina prestissimo questo sentiero, perché a parte che dopo si riempie di gente, però perché ve lo consiglio la mattina presto? Come io vi dico sempre, partite la mattina presto per fare le gite, tranne d'inverno, primavera, e anche questa stagione è un pochino freddo ancora, però se no partite presto se ne avete la possibilità, e sia tardi fate una cosa fattibile, insomma, per l'orario. No, ma questo sentiero è da fare presto, perché poi d'estate ad un certo punto c'è il sole, e d'estate si ha il sole praticamente sulla fronte già dalla mattina presto, e quindi su quel tratto lì è bene essere alle 7:30, così, quindi partire alle 6, 6:30 giù dal casello, più o meno circa. Bene, un altro incontro. Ciao, continua a guardarmi. Questi diranno: che pappamolla, che schiappa che è tornata indietro. Beh, insomma, se non si vuol rischiare è meglio tornare indietro. Non mi fido delle mie gambe, anche perché non sono allenata, no? Sapete benissimo cosa ho fatto in questi mesi. Niente. E quindi non è sicuro che io vada a camminare chissà dove. Certo che è veloce scendere di qua, salire ci si sta una vita, ma scendere, il ritorno è sempre più veloce, sia in macchina che a piedi. Spiegatemelo. Questo è un posto bellissimo, anche d'estate venire a mettere i piedi nell'acqua qui. Wow, no, ma guardate che posto, è bellissimo. Va bene, niente, io sono quasi alla macchina, non manca tantissimo, manca poco. Devo passare alcuni alberi caduti, alcuni, insomma, ce ne sono un po', e boh,
E niente, lì c'è un cartello perché lì si va in Forcella Rin Bianco, no, adesso andiamo a leggerlo. Sì, Rin Bianco, stavo dicendo giusto. Sì, avvicinamento 101, questo qua è il 101 che ho percorso io oggi, a metà, percorso a metà. Sì, vabbè dai, anche quella Forcella sarebbe bella da fare, ma è pieno di neve ancora. È un po' indietro la stagione quest'anno. La primavera qui non esiste ancora, La prendo un po' con filosofia, nel senso che ho fatto un po' di allenamento alle gambe, ecco, con lo zaino pieno, quindi con un peso, ho allenato un po' le gambe, ecco, la prendo proprio con filosofia. Sì, mi dispiace, ma alla fine sapevo che avrei potuto incontrare neve e non avrei potuto proseguire. L'avevo messo in conto. Chiaramente a questa stagione ancora davvero è indietro. Qui è ancora tanto primaverile, tra la primavera e l'inverno, guardate quanta neve. È ancora tanto indietro. Chissà se quelle persone sono andate oltre. Credo proprio di sì. Sì, beh, gli ultimi due che ho incrociato erano più attrezzati, i primi due no. E poi stavo pensando, forse mi sarei stancata troppo ad arrivare fino lassù, perché poi sarei dovuta anche tornare indietro a piedi. C'è da calcolare sempre anche il ritorno. Sarebbero stati 7-14 km almeno, perché poi avrei fatto comunque un giro lassù, magari fino al rifugio Lavaredo, per cui troppo per una persona non allenata. Non allenata, mi mangio le parole.